Il luogo fisico di sosta della viabilità terrestre era un amanzio il cui nome antico è Costa Balene e che si ritrova appunto sulla tabula poitingheriana, che è una cartografia antica che disegna sostanzialmente parte dell'impero romano. Nello stesso punto l'Itinerarium Antonini, che invece è una fonte cartografica marinara, piazza un approdo che non ha il nome di Costa Balene ma prende il nome del fiume presso il quale si trovava l'approdo, ovvero Flumen Tabbia. Questo è quello che si trova nell'Itinerarium Antonini. Qua torniamo indietro. Ora, la presenza di una basilica paleocristiana nella metà del VI secolo a Costa Balene aveva diversi motivi per destare alcuni interrogativi, motivo per cui nel 2009 abbiamo iniziato col Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana lo scavo su questo sito, ovvero sapendo che la villa, come abbiamo detto, cessa di vivere alla fine del IV secolo, come si spiega una basilica alla metà del VI? Cosa succede nel frattempo? Allora, uno dei motivi per cui la basilica di Capodon si trova a Capodon e non in uno degli altri siti che abbiamo visto prima, poteva essere Lucus Bormani o qualcos'altro, è la fortezza di Campo Marzio, una fortezza bizantina che si trova all'interno della Valle Argentina, poco prima di Badalucco, e per quanto ne sappiamo oggi è la fortezza bizantina più occidentale di tutto l'impero romano bizantino. L'impero bizantino si riprende la Liguria nel VI secolo, dopo una lunga guerra contro i Goti, e crea una provincia che si chiama Marittima Italorum, che corrisponde grosso modo appunto all'odierna Liguria. Per quanto ne sappiamo oggi, l'impero bizantino e la provincia finiva esattamente sulla Valle Argentina, con la presenza della fortezza quale caposaldo più occidentale dell'impero. Ecco, questa è la fortezza di Campo Marzio, oggi è praticamente impossibile vederla così perché questa foto è stata scattata nel 2009 dopo un'operazione di pulizia fatta dalla forestale, mi pare, e comunque vedete che si tratta di un'opera davvero molto imponente. Secondo alcuni potrebbe essersi impiantata al di sopra di una precedente fortezza ligure, ma questo finché non si farà uno scavo archeologico fatto bene non lo sapremo mai. Ecco, la basilica di Capodon, ce la possiamo fare, ecco, la basilica di Capodon si trova nelle adiacenze, abbiamo detto, di questa villa romana. Queste sono due trincee a croce e questa è una zona in cui nel 2008 il comune voleva realizzare un parcheggio. Qua, questa è la curva del Don, per cui qui passa l'Aurelia, per capire, qua c'è il curvone, qua sotto è stata ritrovata appunto la parte più consistente della villa romana. Era una villa terrazzata, dobbiamo considerare che la villa era molto vicina alla foce del torrente Argentina, che in antico era più spostata verso est di quanto sia oggi, cioè poi il corso del fiume si è spostato nel tempo, ma prima la foce era invece da questa parte dell'alveo del fiume, e la villa era terrazzata, per cui risaliva il pendio alle spalle del sito su, scusatemi, è questo controller che su delle terrazze. Queste trincee a croce realizzate nel 2008 dalla sovrintendenza consentirono di individuare in questa zona un'area dedicata a giardini con una serie di fontane monumentali anche di grande pregio architettonico. Per questo motivo nel 2009 noi ci concentrammo in questa zona del sito che si trovava appunto tra la basilica e la villa, sia per capire che cosa succedeva fisicamente, quali tracce avremmo potuto trovare, sia per capire anche da un punto di vista cronologico se riuscivamo a colmare questo gap tra la fine del IV secolo e la metà del VI. Ecco, quando nel 2009 siamo venuti a scavare qui, l'idea
nella bibliografia predominante era che il sito fosse stato abbandonato con la distruzione, la fine della villa romana e poi ripopolato nel corso del VI secolo dopo la riconquista bizantina. La verità è che invece attraverso gli scavi che conduciamo da 13 anni, 12, la verità è che questo sito non è mai stato abbandonato. Ci sono tracce inequivocabili di continuità di frequentazione per tutti i secoli, anche dei quali non ci sia una testimonianza monumentale certa. Questo vuol dire che il sito non è mai stato abbandonato e l'approdo ha continuato a funzionare, e ha continuato a funzionare consentendo l'arrivo di merci da tutto il Mediterraneo. Vedrete poi con la dottoressa Moscato una serie di ritrovamenti che testimoniano proprio la grandissima circolazione di merci su questo sito. Il battistero della Basilica di Capodon, come è stato detto oggi più volte, ottagonale all'interno e a forma di stella all'esterno, è la copia del battistero che si trova ad Albenga. Vedete che nel battistero di Albenga esiste ancora una colonnina del ciborio o del baldacchino che doveva ricoprirlo. La stessa cosa dobbiamo immaginarla sul battistero di Riva Ligure. Uno dei ritrovamenti più importanti che è esposto qui al SEM è stato realizzato negli anni '80 sempre dal professor Filippo Ergola ed è questa epigrafe dedicata a una nobildonna di nome Maria da parte del marito Acilius, che in un testo composto in versi decisamente strappalacrime ne piange la morte prematura perché la povera Maria aveva 16 anni e quindi, anzi 17 anni scusatemi, e quindi tutta l'epigrafe non è altro che un atto di dolore di un marito disperato per la morte della moglie, della giovane moglie. La cosa interessante è che l'epigrafe, non so se si vede, ma qui ha un disegno cuspidato e soprattutto nella parte inferiore della parte inferiore della lastra è vuota, non è scritta. Questo perché a nostro avviso si trovava appesa in un muro dietro una di queste due cappelle. Questo è un ambiente del nartece della basilica, quindi bisogna considerarla qua dietro, su una parete, appesa alla parete, e la cuspide che vediamo qui sopra riprende esattamente la cuspide del coperchio del sarcofago. Quindi oltre all'esito artistico del testo in versi c'era anche una forma artistica nella decorazione dell'epigrafe. Nel IX secolo, quindi parecchio tempo dopo la costruzione della basilica, inizia a spuntare nelle fonti il nome di Tabbia, associato a un abitato. Quello che succede con ogni probabilità è che la costa, tutti i centri sulla costa erano in pericolo per le scorrerie di pirati quelli che generalmente vengono chiamati i saraceni, che per lo più erano semplicemente pirati o comunque bande predonesche. L'abitato si sposta un po' più all'interno, quindi da Costa Balene si sposta all'interno della valle in un luogo più protetto, ed è un fenomeno che si riscontra praticamente in tutto il Mar Tirreno, cioè l'abbandono dei siti costieri per spostarsi qualche chilometro più all'interno, proprio nel IX secolo, quindi questo è un fenomeno tipico. Dopo il IX secolo sono un po' poche le notizie che abbiamo della basilica. Sappiamo solo che nell'XI secolo un monastero si andò a impiantare sul pendio alle spalle della basilica stessa, un monastero benedettino dipendente da Genova, e questo monastero probabilmente perpetuò l'utilizzo della basilica e anche l'utilizzo funerario di tutto il sito. La maggior parte delle tombe che avete visto oggi visitando il sito e che comunque sono visibili all'interno della navata sono proprio tombe medievali molto molto tarde.
Tra queste tombe c'è sicuramente quella di un pellegrino, adesso ne parleranno le mie colleghe, e questo è un ritrovamento di pochissimi giorni fa che non avevamo ancora comunicato alla stampa, una tomba al cui interno è stata rinvenuta una conchiglia di San Giacomo, che era la conchiglia appunto del pellegrino, di chi si era recato in pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Questo è l'anno compostelano. Ieri è stato San Giacomo, quindi in tutta questa serie di coincidenze io mi fermo qui, vi ringrazio e lascio la parola alle mie colleghe, in particolare a Michela Colella. Colella e da quest'anno rivesto il ruolo di vice direttore dello Scavo, per il quale ovviamente ringrazio il direttore Alessandro Garrisi, che si è scordato di dire che quest'anno abbiamo anche un'equipe rinnovata, epurata di alcuni elementi, ma nonostante tutto ancora internazionale, con elementi locali da Sanremo e da Camporosso, fino ad arrivare alla Sicilia con la dottoressa Moscato, che quest'anno ci darà sfoggio della sua bravura. Permettetemi una piccola digressione, sarò breve, non sarò lunga come il direttore. Siamo particolarmente felici quest'anno di essere tornati a Riva Ligure, perché 2 anni sono lunghi, 2 anni di assenza, e anche il sito ha risentito della mancanza di noi archeologi, perché è stato ritrovato in uno stato un pochino precario, e tant'è vero che saranno necessari anche dei lavori di consolidamento, ma nonostante questo forse proprio la lontananza ci ha reso ancora più consapevoli di quanto siamo legati a questa basilica di Capodon e quanto ci sentiamo investiti di una responsabilità, quella di restituirla ai cittadini, di renderla un domani un sito turistico eccezionale, servito anche da una ciclabile, magari con un attraversamento pedonale, per evitare l'intervento delle forze dell'ordine, e che possa veramente diventare un punto di forza per la cultura ma anche per lo studio sul ponente ligure. E nella digressione permettetemi di dire che tutto questo ogni anno è possibile solo grazie agli studenti, che quest'anno hanno fatto un doppio lavoro, ci sono affidati a noi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della formazione e della didattica, ma anche dal punto di vista umano, perché come diceva prima Alessandro, la responsabilità di riunire tante persone sotto uno stesso tetto, persone con quali condividiamo spazi comuni come la cucina e come i bagni e come le docce, è stata una responsabilità per noi. Sono ragazzi giovani per cui la paura di un focolaio, la paura di un qualche malore si è sempre fatta sentire, quindi le nostre precauzioni spero siano servite ai nostri amici, perché chiamarli allievi non mi piace, e proprio per questo io vorrei fare i loro nomi, perché ogni volta sono gli allievi e gli amici, ma sono veramente compagni. C'è chi è rimasto con noi dall'inizio alla fine, quindi voglio ricordare la dottoressa Stefania Mangione, Lucio Vito Dauria al suo primo scavo, si è distinto per simpatia e collaborazione, e Fabrizio Terrizzi, che in questo momento è tornato a scuola. Poi si sono aggiunte in seconda battuta, perché impegnati su altri fronti, le dottoressa Francesca Mombelli, Elena Zaffaina e la dottoressa Martina Anzaldi, provenienze varie ed eventuali, ma io mi sento di ringraziarli perché spero possano aver avuto il sentore di questo equipe che si sta formando e si sta consolidando, e perché no, se il prossimo anno vorranno tornare, ovviamente il prossimo anno l'equipe sarà molto più, cioè il gruppo dei ragazzi sarà molto più numeroso, perché speriamo di poterci avvalere di 20-30 ragazzi come nelle scorse campagne. Detto questo, dando come dire una certa solidità a questo intervento, su che cosa ci siamo focalizzati quest'anno? Ci siamo focalizzati su 2 situazioni che avevamo lasciato in sospeso nel 2018. La prima è quella in alto, eccola qua. È la zona della cosiddetta navata nord, che noi abbiamo diviso in 2 settori prendendo come spunto la cosiddetta soglia, il settore orientale e il settore occidentale. Il settore orientale era stato lasciato un pochino da parte, soprattutto in questo ambiente che noi consideriamo limitato e circoscritto, in età da definire da questo muro, un muro veramente brutto costruito su terra, ma che ci chiude un ambiente, ce lo sigilla, in un certo senso ci dà delle informazioni utili per ricostruire la continuità di vita del sito, e il cosiddetto Nartece Nord. Per Nartece noi intendiamo una sorta di portico chiuso che
fascia la facciata, in questo caso è un esonartece perché è esterno al corpo basilicale, dove è custodito il battistero che avrete visto oggi nella giornata dell'Open Day e che ad un certo punto viene tripartito e nell'essere tripartito viene ricavato all'interno di questa piccola situazione una cappella privata da dove viene quell'iscrizione che prima il direttore vi ha presentato. Ebbene, in questi due settori abbiamo deciso di puntare tutte le nostre forze per cercare di coadiuvare queste 4 settimane e fortunatamente abbiamo ricavato delle notizie davvero utili. Ritorniamo nella parte sopra, questa è la navata nord. Qui siamo in prossimità dell'abside, questa è la prima abside della Basilica di Capodon, la seconda e la terza. Qui la basilica finisce perché oggi corre l'allargamento moderno dell'Aurelia. Un tempo lei era la navata centrale dove non ci siamo mai per ora soffermati e abbiamo focalizzato il nostro intervento su questo piccolo settore, piccolo ma produttivo. Come vi dicevo, questo settore è stato sigillato, in età da definire probabilmente alto medievale, da questo muro, che oggi voi vedete fracto, ma che dovete immaginare chiudere completamente questo ambiente e quindi deputarlo ad altro. Originariamente si entrava sia da questa parte che da questa, quindi dalla navata laterale nord e dalla navata centrale, ad oggi l'accesso è consentito solamente dal muro dell'abside. Di conseguenza probabilmente anche questo ingresso è stato successivo alla chiusura dell'ambiente. In questo ambiente abbiamo trovato degli strati unitari perché il riempimento delle terre si è in un certo senso depositato in modo regolare su tutta la superficie. Una superficie che in antico era stata interrotta da sepolture, ve le presenterà la collega Ilenia Gentile, nello specifico quella che vi sto indicando fu indagata e svuotata nel 2017 e ha dimostrato una situazione di continuità di sepolture in forza litica su tutto il perimetrale della basilica. Ovviamente questo contrasta con le tombe più importanti, quelle in sarcofago. Sono sarcofagi realizzati in pietra del finale che sono destinati a persone di un alto rango. Ora mi rendo conto, non sono i sarcofagi con cui solitamente ci confrontiamo, quelli in marmo, quelli lavorati, quelli che hanno delle storie da raccontare, ma nonostante questo denotano un segno distintivo importante. Importante anche il fatto che sia i sarcofagi sia le fosse hanno subito svuotamenti e rioccupazioni nel corso dei secoli e sono proprio queste sepolture aperte, richiuse e risigillate a darci degli elementi utilissimi per documentare e comprovare la continuità di vita della nostra basilica. Nello specifico ci siamo confrontati con questo strato, i ragazzi possono confermare che è durissimo perché è argilla compattata, che ha restituito degli importanti frammenti di vetro che la dottoressa Moscato sta studiando in questo settore, dove probabilmente si nasconde un'altra sepoltura, e in questa zona dove sono state restituite lastre di marmo e lastre litiche. In particolare le lastre di marmo di piccolo spessore e di varia natura potrebbero essere il residuo di quel pavimento che un tempo molto lontano occupava tutta la basilica, una basilica che non si discosta dalle normali basiliche, quindi aveva degli arredi importanti di cui noi oggi possiamo solo immaginare e ricostruire attraverso quello che lo scavo ci sta restituendo. Lui è il muro di cui vi parlavo. Bruttino, lasciatemelo dire, in gergo, ma funzionale e sicuramente importante per la ricostruzione delle fasi di vita della basilica, sotto il quale è stato appurato ci sono altre sepolture. Quindi le sepolture che noi stiamo indagando, che sono già tarde, sono state sigillate da questo muro che è ad esse successive e probabilmente può essere ascrivibile tra il XIII e il XIV secolo. Lo strato con cui noi abbiamo chiuso quest'anno la campagna è questo che vedete evidenziato dalle palline. Si tratta di un battuto realizzato con microciottoli. La particolarità della Basilica di Capodon, ma poi un po' di tutto il ponente ligure, è l'utilizzazione di ciottoli di fiume per la composizione muraria. E i ciottoli di fiume sono indatabili, perché se vi fate un giro per la ciclabile li trovate ancora oggi. Non sono legati da malta, sono di varia composizione, noi solo attraverso il taglio del materiale potremmo immaginare di datare la tessitura muraria, a volte li infrangevano buttandoli in terra, si aprono perfettamente in due, a volte cercavano di trovarli già integri in modo che fossero funzionali. E per quanto riguarda i microciottoli li utilizzavano come se fosse calcestruzzo, come se fosse malta da costruzione. Quindi nel nostro piccolo, questo battuto che apparentemente sembra insignificante, ci dà uno strato buono, un piano pavimentale, al di sotto del quale possiamo forse immaginare di scendere finalmente verso le prime fasi della basilica. Il tutto segnalato dalla tomba che vi dicevo prima, già scavata nel 2017, che in pratica in sezione ci rompe tutti gli strati.
è quindi precedente e successiva ad una serie di situazioni le quali vengono perfettamente inquadrate dal suo taglio. Per quest'anno ci riteniamo soddisfatti di aver rinvenuto questo pavimento, anche perché si raccorda con situazioni già riscontrate all'esterno della basilica nel momento in cui la basilica viene fatta oggetto di rilavorazione dei suoi materiali, probabilmente o per una riduzione in toto della stessa o per la presenza del monastero benedettino sopra le nostre teste e per la chiusura del discorso Basilica di Capodon per andare oltre. L'altro ambiente su cui ci siamo interessati è il cosiddetto Nartece Nord, dove già vi ho anticipato è stato oggetto di una come dire, monumentalizzazione da parte di famiglie, tra cui quelle pertinenti ad Acilio e alla sua giovane sposa Maria, con la divisione attraverso questo setto murario in due spazi per la collocazione dei sarcofagi. Il sarcofago, che noi chiamiamo in gergo numero 2, oggi si trova al Sem ed è il più bello perché ha un coperchio caratterizzato da 6 acroteria, cioè 6 orecchie sostanzialmente, anziché le solite 4. E qui nello specifico abbiamo rinvenuto una cappuccina, o meglio, metà, neanche 2/3 di una cappuccina, che era stata interessata da un crollo, forse in un momento quasi al principio della storia della Basilica di Capodon. Il crollo lasciato in loco venne successivamente rimosso per riutilizzare la cappuccina e ridurre il precedente deposto. Di quel deposto è rimasto qualcosa sotto il crollo e questo qualcosa noi lo abbiamo individuato quest'anno. Non vi anticipo nulla perché altrimenti l'antropologa mi sega le gambe, ma sarà lei a dirvi le novità relative alla situazione qui rinvenuta. Questo è il piano di posa che ha ovviamente interessato la deposizione. Come potete vedere ce ne sono altre, ma noi per quest'anno ci riteniamo soddisfatti. Quindi in sostanza abbiamo cercato di chiarire quanto era rimasto in sospeso nel 2017-2018 per preparare la campagna di scavo 2022 che pensiamo e speriamo possa essere su ampio raggio e chiudere definitivamente qualsiasi dubbio sulla ricostruzione stratigrafica della Basilica di Capodon. Era andato tutto bene? E ovviamente si blocca sul finire.